Bloccato un migrante a Lampedusa che all'atto dello sbarco indossava una maglietta della Polizia dello Stato. La Capitaneria di Porto di Lampedusa, a circa 23 miglia dall'isola, intercettava un'imbarcazione in legno con a bordo 40 migranti di varie nazionalità che venivano trasbordati e condotti al molo Favarolo a Lampedusa. All'atto dello sbarco l'attenzione degli operatori della Polizia di Stato impegnati nelle attività di soccorso veniva attirata da un giovane cittadino egiziano che indossava una maglia molto simile nella foggia a quella della divisa operativa della Polizia di Stato, con tanto di alamari ma senza gradi, a dire del migrante, acquistata poco prima di partire in un mercatino di Tripoli. Il predetto, dell'età di 15 anni, raccontava quindi che era partito nel mese di maggio dalla cittadina di Fayum, nell'entroterra egiziano, dove aveva lasciato la famiglia composta dai genitori e 6 fratelli. Quindi, raggiunta la Libia, da lì si era imbarcato su una fatiscente imbarcazione in legno, affrontando un pericoloso viaggio per realizzare il suo sogno di raggiungere l'Italia e stabilirsi a Milano, con la speranza di riuscire a trovare un lavoro. E proprio uno dei lavori che sogna fortemente è quello di fare il poliziotto. Per questo aveva deciso di spendere i pochi spiccioli che aveva con sé per comprarsi una maglietta esposta sulla bancarella del mercatino e sentirsi così almeno nell'aspetto un poliziotto italiano.